Veneto Agricoltura nel novembre dell'anno scorso ha fatto un'importante indagine sulle strade del vino veneto, raccogliendo oltre 200 interviste di soci delle strade sugli 800 associati. Alcuni dati sono risultati abbastanza importanti per capire come stanno funzionando le strade adesso. Intanto abbiamo capito che il giudizio dei soci sulle strade è piuttosto buono, perché strade sono contente dell'attività delle loro strade per la promozione che fanno e per le iniziative che prendono, anche se altre invece sono un po' più ferme e dovrebbero quindi attivarsi maggiormente. Complessivamente i punti di forza che i soci ritengono abbiano le proprie strade sono il territorio e la produzione viticola del loro territorio, mentre i punti di debolezza riguardano la difficoltà finanziaria per aumentare il numero di attività che si possono fare. Le strade hanno bisogno di aumentare la loro capacità di autofinanziamento o di ricevere sostegno. Altri aspetti invece molto importanti riguardano le opportunità. Un'opportunità importante che abbiamo capito è la capacità di aprirsi al turismo estero. Sempre più turisti esteri trovano nell'enoturismo esperienze molto interessanti e quindi le strade si devono organizzare in questo senso. Presidente, allora un evento importante qui al Vinitri 2019. Sì, grazie alla Regione Veneto e a Veneto Agricoltura abbiamo una giornata dedicata alle strade oggi qui al Veneto. Questo fa veramente piacere, vuol dire che anche la Regione, anche i politici credono a questa associazione. Abbiamo fatto una federazione fra le 12 strade del Veneto, oggi sono tutte qui rappresentate a presentare non solamente i suoi vini, i suoi prodotti, ma anche e soprattutto il territorio, che è la cosa più importante. Abbiamo sentito il PUM, vuol dire che è festa anche oggi proprio per tutte le strade del vino, dei sapori e dell'olio anche, perché abbiamo anche l'olio. L'olio veneto è molto importante, adesso abbiamo 3 DOP, vero? Certo, è importantissimo l'olio, perché la gente comincia a capire l'importanza dell'olio. Questa ricerca che ha presentato Veneto Agricoltura dice che avete delle grandi potenzialità. Sì, e questo dobbiamo dire anche non solamente la forza delle strade del Veneto, ma nazionale, perché ieri il Ministro ci ha firmato proprio che le strade del vino e dei sapori sono una federazione.